ciao, 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 ciao. Qua in Bellenda con le nostre amiche pelose abbiamo iniziato un percorso di agroforesteria, è qualcosa che avevo già visto all'estero e ci è piaciuto anche replicarlo qui in Italia, perché crediamo che un'azienda agricola moderna debba lavorare in armonia con quello che la circonda e non lavorare più sulla monocultura. E quindi poter condividere il nostro terreno, i vigneti, anche con altre specie animali che normalmente non vengono viste, almeno sono tanti anni che non vengono più viste, ci permette di tornare a un'agricoltura razionale, veramente razionale, nel senso di rispetto per quello che è il nostro mondo. Le pecore sono arrivate qui dopo una chiacchierata con un amico dell'Alpago, che è un famoso ristoratore, che è Riccardo De Prada del Dolada, che ha un gregge di pecore, e davanti a un bicchiere di prosecco di Conegliano Valdobbiadene e un po' di pecorino delle sue pecore è nata l'idea di farle svernare sulle nostre colline. Poi in estate torneranno in Alpago e questo credo che sia un bel circolo virtuoso di collaborazione tra aziende agricole di territori vicini ma molto diversi. Io credo che sia molto importante dare sempre di più al nostro territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene una connotazione di vicinanza all'ambiente, non già perché va di moda, ma prima di tutto perché noi ci viviamo e quindi migliore è l'ambiente e meglio stiamo anche noi che ci abitiamo. E in secondo perché il turismo ormai, quello che noi vogliamo avere qui, è un turismo che è conscio che chi tratta bene l'ambiente va valorizzato. Le pecore girano per i vigneti, rasano l'erba, si mangiano anche le edere infestanti, quindi hanno anche questa funzione, ci evitano di andare a lavorare troppo manualmente e quindi sono delle ottime aiutanti che in più poi ci concimano naturalmente il terreno e quindi è un modo diverso di muoversi da questo punto di vista. E noi siamo nella parte nord-est della denominazione del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene e quindi la zona eletta per questa bollicina che ha trovato tanta fortuna in giro per il mondo. Noi crediamo che tutti i produttori qui, e ce ne sono tanti che stanno lavorando in maniera corretta, debbano sempre di più impegnarsi verso un rispetto dell'ambiente che poi porterà senz'altro frutto. Da quando abbiamo aperto l'agriturismo, cioè noi abbiamo solo camere e prima colazione, quindi non è l'agriturismo da feste, vediamo che abbiamo tantissimi stranieri che vengono. Purtroppo durante lo scorso anno c'è stata un pochino più di difficoltà, però già adesso abbiamo parecchie richieste, perché io credo che quando si affacciano su un panorama come quello che vediamo qui se lo portano nel cuore per sempre. Poi in effetti c'è un sacco di gente che viene un anno e poi continua a tornare. I progetti del futuro: per il momento abbiamo le nostre amiche pecore, che è stata veramente una bellissima scoperta poterle avere nel vigneto, anche perché sono veramente amichevoli, e questo si inserisce in un percorso che abbiamo portato avanti ormai da tantissimi anni, di rendere sempre più realmente verde la nostra azienda, che già è verde, però il fatto di poter contare sulla maggior parte dell'energia prodotta con i nostri pannelli solari, i tetti verdi, in modo da limitare il dilavamento e rallentare il deflusso delle acque, e tutta una serie di utilizzo e riutilizzo di materiali, credo che sia quello che tutte le aziende del territorio debbano perseguire, e molti appunto lo stanno facendo.